C'è un convincimento a Roma dove pensano che tutto il centro sia un'isola pedonale e guardano male le moto e le macchine. Non hanno capito niente i turisti. Di castigare uno che da tempo ha castigato. Erborino più infame di tutti i burini. Ma è così! Anche oggi non c'erano neanche dei corti dove ogni volta io ci ho parlato, devo andare a casa. Ciao! È mezzogiorno spaccato e questo è il traffico. Voi considerate che per fare da lì all'altra parte, perciò a Via del Corso, ci vogliono circa 20-25 minuti. Il attraversamento pure è super carico, per fortuna è all'ombra in questo momento. Sia che deve passare, classica scorta di qualcuno che va di fretta, che deve andare in Parlamento, al Senato, corpo diplomatico. Ormai è un turismo solo enogastronomico, tutti i ragazzetti a mangiarsi la pizza, il maritozzo, la panna, il tiramisù, gli spaghetti, pizza, spaghetti e cappuccino tutto insieme a tutte le ore. Una volta il turista veniva il tedesco culturale con la guida, il libricino, andava per musei, palazzi, conosceva la storia, approfondiva la pittura. Adesso fanno la fila per andare a mangiare la pizza. Thank you.